Io mi chiamo Pira Genoveffa, la mia azienda si chiama Ristorante Canne al Vento. Oggi vi ho preparato gnocchi con zafferano e con pancetta e ricotta affumicata. Per realizzare questo piatto prendiamo lo zafferano da un'azienda agricola biologica di Mambuiada, che è uno dei migliori. Dall'impasto si usa la semola con acqua e zafferano, si lavora bene e poi si fanno gli gnocchi. Sto cercando di realizzarle con farina monococco, che è un grano antico che non ha avuto manipolazione genetica, povera di glutine, visto che in Sardegna c'è un sacco di persone celiache e quindi dovrebbe essere una cosa interessante. Bisogna allungarli, tagliarli a tocchetti piccolini e poi si fanno gli gnocchi, o con una grattugia, o con una tavoletta, oppure semplicemente senza niente. Guarda. Lo zafferano è una cosa bellissima e meravigliosa, per il sapore, per il profumo e per il colore, per tutte e tre le cose. L'azienda è nata nel 73, a novembre, quindi 42 anni. Dovevamo scegliere fra due nomi e abbiamo scelto Canne al Vento. Nel nostro ristorante si fanno anche dei ravioli fatti a mano, dei busa, dei gnocchi, gnocchi zafferano, gnocchi di pasta normale, le seadas, porcetto, poi carne, pesce, cercando sempre qualità nelle materie prime, giustamente. Questo è un piatto che abbiamo inventato noi, una pancetta che non sia molto forte, la ricotta, e esalta molto lo zafferano.